direttore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì, eccoci con una nuova edizione di prima edizione di Antenna 3, ancora cronaca naturalmente, gli aggiornamenti su quello che è accaduto nelle ultime ore in questa ora e mezza che trascorreremo insieme come sempre. Sapete che ci sarà da aggiornarvi, tornare sul delitto di Paderno del Grappa, il 39enne albanese trovato cadavere ieri mattina nel bosco, vicenda sulla quale stanno indagando i carabinieri che ancora non ha un contesto, dei contorni ben delimitati e naturalmente torneremo sul caso di Fleximan perché non solo è l'oggetto del nostro sondaggio di oggi che vi proponiamo, ma a quanto pare sta allargando, diciamo, la sua area di azione perché è arrivato in Lombardia, lo dà l'ANSA come notizia di poco fa. In provincia di Bergamo è stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, lo riferisce l'Eco di Bergamo, episodio avvenuto probabilmente nella notte tra sabato e ieri e alle 5 di mattina gli automobilisti se ne sono accorti. Parliamo di una statale su cui c'è il limite dei 90 km all'ora. In quel tratto i velox fissi sono presenti fin dal 2002 e ogni anno rilevano circa 5.500 infrazioni. Allora, il nostro sondaggio è quello che vedete in sovraimpressione. Condividete l'azione di Fleximan? Per rispondere di sì, come sempre, 0422 1626 691. Per rispondere invece di no, 0422 1626 690. Come sempre poi la vostra opinione la sveleremo, il risultato finale, nel corso di Ring questa sera a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Non c'è solo chi taglia i pali dei velox, ci sono anche bulli che le combinano di tutti i colori. Siamo sull'home page del Gazzettino, paura alla nave De Vero, bulli tra i 16 e i 18 anni spruzzano spray al peperoncino in galleria con tutte le conseguenze del caso che ci racconta in diretta proprio da Marghera la nostra Ilaria Marchiori che vedo già collegata. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Natalina, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo qui a Marghera, alle mie spalle il centro commerciale La Nave De Vero, dove venerdì sera intorno all'orario di chiusura si è verificato questo episodio che a dir poco spiacevole. Fortunatamente purtroppo siamo in diretta, questa è una zona industriale, quindi si sentono anche i rumori dei mezzi passare. Dicevo che fortunatamente non c'erano molte persone presenti all'interno, visto che intorno alle 21 appunto il centro commerciale sta per chiudere, ma a farne le spese sono stati soprattutto dipendenti e negozianti che hanno iniziato a sentire un forte bruciore agli occhi e alla gola, perché questi ragazzi hanno spruzzato lo spray al peperoncino nell'aria, dopodiché sono fuggiti. Immediatamente i titolari dei negozi e i dipendenti hanno chiamato le forze dell'ordine, la polizia è giunta sul posto poco dopo e hanno analizzato le telecamere di videosorveglianza interne al centro commerciale e hanno proprio visto nitidamente che cos'era accaduto poco prima, ovvero questo gruppo composto da 4 ragazzi tra i 16 e i 18 anni, come appunto avevi anticipato tu, qualcuno dice forse anche una ventina, che hanno iniziato a spruzzare questo spray quasi a voler duellare, l'avranno preso evidentemente come un gioco, e dopodiché hanno iniziato a dileguarsi fuggendo utilizzando le scale mobili, quindi attraverso la galleria poi della Nave De Vero, e si vedono chiaramente queste immagini. Poi sono arrivati al piano terra, si sono dileguati nei parcheggi interrati, ma le immagini delle telecamere sono moltissime, sono al vaglio degli
degli agenti della polizia che sperano di trovare questi ragazzi nel più breve tempo possibile e poi dar loro ovviamente la giusta punizione. Quello che ci si augura è che questo gesto non venga emulato da altri, perché in questo caso si può dire è finita sommariamente bene, non sono state necessarie nemmeno le richieste nemmeno l'intervento dei sanitari del SUEM, perché quando la polizia è intervenuta ha cercato di capire se ci fosse bisogno invece i dipendenti, e chi era stato colpito ha detto di no. Però se fosse stato in orario pomeridiano, quando nel centro commerciale ci sono davvero moltissime persone, sarebbe stato sicuramente diverso, anche perché ci sarebbe stata anche la presenza di bambini, forse anche di anziani. Quindi non ci resta che attendere e seguire le indagini della polizia e capire se troveranno effettivamente questi ragazzi oppure no. Qui da Marghera è tutto, io restituisco la linea allo studio. Questi aggiornamenti da Marghera, allora purtroppo sono delle età in cui accadono le cose più assurde e anche pericolose purtroppo. Andiamo a Cimadolmo, dove già ieri vi abbiamo dato conto di un gioco finito in dramma. È ricoverato in gravi condizioni, in terapia intensiva a Treviso, il 18enne di Ormelle, che l'altra sera per gioco è salito sul cofano dell'auto guidata dal cugino, venendo poi travolto, arrotato di fatto dalla vettura. Una sfida che sta purtroppo spopolando tra i giovani sui social. In equilibrio sul cofano dell'auto, imitando un surfista. Una nuova moda, un gioco a dir poco pericoloso che sta spopolando sui social, soprattutto su TikTok e fra i giovanissimi. Un gruppo di amici si ritrova nel piazzale degli impianti sportivi a Cimadolmo. L'occasione sono i 18 anni di uno dei ragazzi. Così, tra una risata e uno scherzo, il divertimento si trasforma in dramma. Un giovane appena maggiorenne sale sul cofano alla guida, il cugino, stessa età. Pochi metri, il 18enne cade sull'asfalto e viene investito dalla stessa macchina che non riesce a fermarsi. Cala il silenzio. Immediatamente viene allertato il 112, sul posto l'elicottero. Quando è arrivato l'elicottero, ringrazio il SUEM, ringrazio le persone che sono intervenuti, sono riuscito a tirarlo fuori, a fargli battere il cuore e tutto. È una lesione, ha un problema toracico. Portato in ospedale è stato ricoverato in rianimazione, la disperazione del cugino. Sono due famiglie distrutte. Il mio problema sono le due famiglie, sia il ragazzo che in rianimazione. Fortunatamente io spero che Treviso, per la sua struttura e per quello che è il sistema sanitario, riesca davvero a tirare fuori questo ragazzo. Ma c'è anche l'altro ragazzo che ne soffre, so che non sta bene. Avrebbe dovuto essere una giornata di festa, la sera con gli amici, il giorno dopo con la famiglia. In un attimo è accaduto il dramma, l'appello del sindaco. Quello che voglio dire ai ragazzi è sempre nei momenti di gioia di fare attenzione. La vita è un bene supremo e va salvaguardata, di fare attenzione a tutto. Io so quello che passano, sia quello che è in rianimazione, la famiglia, quello che era la guida, l'altra famiglia, che so in realtà imparentate, sono cugini di primo grado. Per ora sto pensando a cercare di aiutare queste persone a superare il problema e spero che questo ragazzo ne viene fuori. Su questo grave episodio stanno indagando i carabinieri. L'auto è stata posta sotto sequestro. E tra l'altro è stato ricoverato in terapia intensiva anche un altro giovane che ha compiuto un gesto pericoloso, salito anche in questo caso sul cofano dell'automobile. Siamo in provincia di Udine, a Campolongo Tapogliano, e ha chiesto all'amica che era al volante di guidare, di avanzare con la macchina per qualche metro. È scivolato e ha battuto la testa. È accaduto in questo caso la notte tra venerdì e sabato, poco dopo l'una. Parliamo di un ventenne che purtroppo, come detto, è ricoverato in serie condizioni a Udine. Attenzione dunque a questo genere di giochi che finiscono, lo abbiamo visto, male e a volte malissimo. Fine settimana tragico intanto sulle strade in provincia di Padova. Un uomo di 38 anni è morto sabato sera a Boara Pisani, 3 i feriti, 1 in gravi condizioni in un incidente accaduto a Bovolenta.
Una persona solare e vivace, descrivono così gli amici Marco Sattin, il 38enne di Stanghella, morto sabato sera lungo la strada statale 16 Adriatica nel comune di Boara Pisani. Erano le 21:30. Marco era alla guida della sua Opel Corsa con a fianco un amico. Avevano mangiato insieme ed erano diretti a Rovigo, dove avrebbero finito la serata. Tutto è accaduto all'improvviso, con l'auto che, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri, ha perso il controllo finendo capovolta contro la barra metallica del parcheggio di un centro commerciale. Per il 38enne, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Ferito in modo non grave l'amico che gli viaggiava accanto. Non l'unico incidente sulle strade del Padovano nel fine settimana. Erano le 14:30 di domenica quando, nello scontro frontale tra due auto, una di queste è finita nel fossato di Scolo a bordo strada. 3 i feriti, uno in condizioni critiche, estratto quest'ultimo dal veicolo dai vigili del fuoco e portato con l'elicottero in ospedale a Padova. Sul posto gli agenti della polizia stradale. Ora andiamo a Pieve del Grappa, a Paderno del Grappa, dove ieri mattina, come anticipavo poco fa, è stato rinvenuto senza vita il corpo di un 39enne di origini albanesi, residente ad Asolo, massacrato di coltellate. Il contesto è tutto ancora da definire. Sono in corso ancora operazioni, vedete nelle immagini, ancora operazioni di ricerca dell'arma del delitto che ieri non è stata rinvenuta. Vediamo i carabinieri al lavoro con i metal detector, eccoli qua, alla ricerca evidentemente della lama usata o di qualsiasi altro oggetto che possa risultare utile per dare naturalmente un nome, un volto a chi ha brutalmente ucciso questo giovane papà in Italia da tanti anni, papà di una bimba di 10 anni e di un bambino di 2. Davvero un delitto efferato che ha sconvolto la comunità, non solo quella albanese ma in generale, insomma, tutta la comunità, perché l'uomo era ben inserito, lavorava a Semonzo del Grappa. Vedo in diretta dal luogo dell'omicidio la nostra Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa, con Renzo Rigon, a te la linea. Buongiorno a Telina, le persone che ci stanno seguendo infatti sono al lavoro i carabinieri con l'utilizzo anche dei tecnici del metal detector per cercare di trovare l'arma dell'efferato delitto che ha provocato la morte di Bleder Dedia, il 39enne, come hai detto poco fa tu, residente ad Asolo, papà di due bambini, che lavorava tra l'altro come giardiniere un po' tuttofare in una pizzeria di Semonzo di Borso del Grappa. Carabinieri al lavoro, si diceva, per cercare l'arma di cui potrebbe essersi sbarazzato l'omicida. Se si tratta di una persona o più persone ancora da capire. Di sicuro dicevano anche gli inquirenti, si tratta di un uomo, data la forza con cui è stato commesso questo delitto. Ci troviamo in un punto davvero immerso nella natura qui a Paderno di Pieve del Grappa, dove tutto pare possibile fuorché che possa essersi verificato un delitto simile. Mi trovo proprio con la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Sindaca, una cosa davvero che lascia sconvolti. Sì, ieri il paese chiaramente ha accolto la notizia con grande stupore, perché inizialmente la paura che fosse un cittadino di Pieve, perché chiaramente il luogo poteva far immaginare che fosse successo a qualcuno di noi. Poi in realtà, quando si sono delineati i fatti e anche è stata riconosciuta la persona, si è capito che probabilmente è un evento che non preclude la sicurezza in paese, quindi la preoccupazione non c'è tanto dolore e dispiacere per appunto questo fatto molto grave che vede le nostre comunità coinvolte, perché comunque la Pedemontana è un paese di fatto unito e che vede le persone conoscersi. Infatti anche lui era molto conosciuto da tanti miei concittadini, quindi un abbraccio alla famiglia davvero, perché questa è una cosa difficile soprattutto per i figli da capire e soprattutto da superare e accettare. Tra l'altro è un posto, come dicevo poco fa, un posto davvero impensabile, questo dove ci troviamo immerso nella natura. Sembra sempre poi che sia impossibile che capiti nel nostro paese, nel nostro comune. Sì, sono sempre quelle notizie che pensi di leggere e che riguardano posti lontani, ma purtroppo la quotidianità coinvolge tutti. È chiaro che qui è sicuramente un posto bellissimo dove la gente ama passeggiare, venire con le bici piuttosto che con i cavalli. È anche un luogo isolato, tant'è vero che
anche qui abbiamo sempre problema di rinvenimento di rifiuti abbandonati, quindi sicuramente è un luogo isolato dove qualcuno ha potuto agire indisturbato sicuramente. A proposito, chiederei proprio alla regia di mandare il servizio che va a riassumere e tracciare un po' i contorni di quanto è accaduto la notte di domenica, tra la notte e la mattinata di domenica. Era uscito per andare al lavoro la mattina senza poi più rientrare. L'indomani la moglie, preoccupata, ha iniziato a chiamare familiari e amici, presentando infine denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Asolo. Alle 9:30 la tragica scoperta. Il corpo di Bledar Dedia, 39 anni, di origini albanesi, è stato ritrovato da un amico nella boscaglia in via Colli, a Paderno del Grappa, con diverse ferite da arma da taglio, anche da difesa. Ed è stato subito chiaro che l'uomo la notte prima era rimasto vittima di un omicidio per mano di chi? Saranno i carabinieri della compagnia di Castelfranco e del nucleo investigativo di Treviso a cercare di definirlo. Dipendente del ristorante pizzeria Antica Abbazia di Semonzo, dopo il turno Dedia si era portato in quella zona a bordo della sua macchina una Mercedes bianca, dove doveva evidentemente incontrare qualcuno. Il cadavere è stato rinvenuto ad alcune decine di metri di distanza dall'auto, in mezzo alla vegetazione, con i pantaloni abbassati. Sarà l'autopsia a stabilire se il 39enne abbia avuto un rapporto sessuale. Fatale tra i fendenti ricevuti una coltellata che ha perforato il polmone. Sul posto, a rinvenimento del corpo, si sono portati i carabinieri coordinati dal comandante provinciale Massimo Ribaudo e il sostituto procuratore Barbara Sabattini. L'arma del delitto non è stata trovata. Al termine dei rilievi la Mercedes è stata portata via con il carro attrezzi e il corpo rimosso dalle onoranze funebri. Anche alcuni amici della vittima sul luogo del ritrovamento sbigottiti. Era bravissimo, una persona per bene che lavorava, guardava la sua famiglia. Dopo siamo un po' tutti scioccati perché nessuno si aspettava questa notizia. A lungo muratore per un'impresa di Castelcucco, quindi giardiniere e tuttofare alla pizzeria di Semonzo, Dedia era sposato e padre di una bambina di 10 anni e di un bimbo di 2. Abitava con la famiglia in via Tiepolo ad Asolo, la moglie è casalinga. In caserma il fratello del 39enne ha raccontato l'angoscia della donna. La mattina chiama mia cognata e dice guarda che non arriva a casa tutte le notte, da ieri mattina. Allora, lei ha detto che fino alle 3 notte abbiamo suonato e rispondo, dopo le 3 non rispondo più il telefonino. Dopo le 3 dunque più nulla, le indagini dei carabinieri non escludono nessuna pista. Al setaccio le frequentazioni della vittima, anche quelle via social. Il 39enne potrebbe essersi dato appuntamento con qualcuno che si è poi rivelato violento, capace di uccidere. Fondamentale sarà l'esame del contenuto del suo smartphone e dei dati telefonici di quell'area, così come i passaggi di auto ripresi da eventuali telecamere, anche se la zona è molto isolata. Sì, Lina, è una zona molto, molto isolata, si sentiva anche nel servizio. I carabinieri continueranno con i tecnici e con l'utilizzo del metal detector a cercare l'arma del delitto. Tra l'altro, Sindaca Rampin, un dipendente del vostro comune conosceva molto bene Dedia, perché appunto aveva lavorato con lui alla pizzeria. Sì, l'aveva conosciuto appunto all'Antica Abbazia, è stato lui il pomeriggio a dirmi appunto che era un dipendente dell'Antica e che appunto lo conosceva e che l'aveva sempre considerato un'ottima persona con cui tutti stringevano belle relazioni e era una persona che si faceva voler bene. Quindi da capire veramente come sia stato possibile arrivare fino a questo punto così drammatico. Lina, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Vanessa, grazie al sindaco Rampin, buon lavoro e vedremo se ci saranno evoluzioni naturalmente nelle prossime ore rispetto a questo delitto che lascia naturalmente sconcertati e poi appunto lo ribadiamo, la vittima è un giovane papà, lascia 2 bambini, una moglie casalinga, insomma una vicenda davvero brutta e che colpisce ancora una volta il territorio, lì siamo ai confini tra il trevigiano e il bassanese, ma colpisce ancora una volta la provincia di Treviso che purtroppo davvero in questi ultimi tempi ha assistito a delitti feroci. Andiamo avanti, andiamo nel Padovano con la cronaca adesso per parlare di un soggetto che era tornato a spacciare nonostante l'obbligo di dimora nel comune di Padova e il divieto di allontanamento da casa nelle ore serali. Si tratta di un cittadino tunisino arrestato dalla polizia. In manette anche un nigeriano su cui pendeva un mandato di arresto del Lussemburgo.
Quasi a dire, il lupo perde il pelo, ma nonostante una bella tirata d'orecchie non il vizio. E quello dello spaccio non lo aveva di certo perso. Il tunisino di 21 anni, già bloccato una prima volta a novembre dagli agenti della squadra mobile di Padova. Il giudice aveva deciso per lui misure alternative alla detenzione, l'obbligo di dimora nel comune di Padova e il divieto di allontanamento da casa durante le ore serali, entrambi disattesi praticamente da subito. Il 21enne alla fine è stato notato e poi arrestato a Limena, lungo l'argine del Brenta, dopo aver ceduto 2 dosi di cocaina. Non solo, nascosta nelle ruote dell'auto gli agenti hanno recuperato altri 20 involucri di polvere bianca e 1.000 euro in contanti. In carcere è finito anche un nigeriano di 30 anni arrivato a Padova da poche settimane. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dal Lussemburgo per detenzione di 12 involucri di cocaina. Dovrà scontare in carcere 2 anni. Tutt'altra vicenda a Limena, dove invece una persona non ci ha pensato un attimo, gettandosi nelle fredde acque del Brenta per salvare un uomo che si era rovesciato con la sua barca. È accaduto ieri pomeriggio. Stava navigando tra l'inizio del canale Brentella e il ponte di via Manetti lungo le acque del Brenta a Limena, la piccola imbarcazione che verso le 16:15 di ieri si è rovesciata e ha iniziato ad affondare. Una scena vista, per fortuna, da una persona che stava passeggiando sull'argine, che senza pensarci un attimo si è tuffato nel fiume, sfidando la temperatura dell'acqua gelida in questa stagione. A fatica l'uomo è riuscito a riportare a riva il malcapitato occupante della barca. In stato di ipotermia, i 2 sono stati portati dai sanitari del SUEM 118 in ospedale. A recuperare il mezzo ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori di Venezia, che sono riusciti a portare la barca in alluminio e il serbatoio a riva. Ancora in acqua il motore dell'imbarcazione, che oggi sarà ripescato in sicurezza. Sono tornate le cosiddette bande dei bancomat, 2 i colpi nelle scorse ore in provincia di Treviso, l'altra notte 2 gli sportelli fatti esplodere, il primo a Col San Martino, poi a distanza di qualche ora a Quinto di Treviso. Non è escluso che si tratti della stessa banda e sui 2 casi indagano i carabinieri. Un boato che ha svegliato i residenti. L'esplosione verso le 2 di notte. I malviventi hanno fatto saltare in aria con un ordigno il bancomat del credito cooperativo di via Castelletto a Col San Martino. La deflagrazione ha fatto vibrare i vetri delle abitazioni. Immediatamente è stato composto il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri. I malviventi hanno raffatto il bottino e sono fuggiti. Un'ora dopo, altra detonazione, questa volta esplodere allo sportello bancomat in via Tognana a Santa Cristina di Quinto di Treviso. Stessa tecnica, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nei 2 colpi, ma i danni agli sportelli bancari sarebbero ingenti. I bottini ammontano a diverse migliaia di euro, amareggiata la sindaca di Quinto. Mi dispiace molto perché rivela che stiamo tornando in un periodo nero, queste cose erano quasi scomparse, però purtroppo vediamo che c'è anche questo tipo di delinquenza che riaffiora. Per tutta la notte la sindaca ha spiegato di aver sentito dei petardi. Credo che non fossero i soliti ragazzini, ma che si siano un po' creati una sorta di alibi, nel senso che poi dopo il terzo o quarto botto magari uno pensa appunto ai soliti ragazzini, in realtà per coprire il rumore che sicuramente ha fatto il botto dell'esplosione del bancomat. I carabinieri del comando provinciale di Treviso sono intervenuti su entrambi i luoghi delle esplosioni. Dalle prime indagini l'ipotesi è che la banda di malviventi, per circostanze di tempo e luogo, potrebbero essere lo stesso per entrambi i furti. Rifurtiva esatta e i danni agli sportelli sono ancora in corso di quantificazione. E tra l'altro vediamo sempre nel sito del Gazzettino che un altro botto all'alba nelle scorse ore si è verificato non lontano poi da Col San Martino. Siamo a Pasiano di Pordenone, assalto allo sportello dell'ufficio postale, in quel caso danni ingenti e banditi in fuga. Quindi evidentemente è proprio una scia criminale con queste modalità che abbiamo sentito ha fatto un doppio colpo nella Marca trevigiana in una sola notte.
Torniamo sull'uccisione, barbara uccisione di Giulia Cecchettin, perché ha annunciato la sua presenza alla consegna della laurea in memoria della ragazza anche il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Nell'aula magna del Bo a Padova il prossimo 2 febbraio per la consegna della laurea a Giulia Cecchettin ci sarà anche il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Una presenza doverosa, dice l'esponente di Forza Italia, che si è spesa fin dai primi giorni della tragica vicenda della studentessa uccisa dall'ex fidanzato per cercare di mettere un argine alla violenza di genere. Lo faccio con dolore ma anche con grande partecipazione, perché credo che per eventi così drammatici non esistano solamente le leggi, ma anche e soprattutto un nuovo assetto culturale. Quindi la cosa riguarda tutti noi. Dobbiamo esserci tutti, dobbiamo fare capire tutti che quando si dice no è no, sempre, e che esiste un margine di rispetto dell'essere umano che va insegnato fin dalla più tenera età. La storia di Giulia Cecchettin ha smosso le coscienze di un'intera nazione, tanto che dopo il suo omicidio le forze dell'ordine hanno registrato un aumento delle denunce per violenza di genere. Non basta però, c'è ancora molto lavoro da fare. Purtroppo di femminicidi ce ne sono ancora tanti. Tutti i giorni sentiamo cronache atroci di persone che l'orco ce l'avevano in casa. Quindi cambiano le circostanze, cambiano le storie, ma la morale è: bisogna imparare a rispettare le donne, la volontà delle donne, anche gli uomini, per carità, ci mancherebbe. Io su questo non voglio mai parlare solo alle donne delle donne, io parlo a tutti di tutti. Però c'è una condizione particolare che riguarda le donne che secondo me richiede un margine ancora maggiore di attenzione. È vero, c'è stato un effetto Giulia, dobbiamo fare tutti ancora di più. Dobbiamo fare tutti ancora di più, dice il ministro, e come dicevamo prima una provincia, la nostra, davvero colpita dal recente assassinio di Vanessa Ballan, la provincia di Venezia da quello di Giulia Cecchettin, insomma davvero un bilancio tragico di questi ultimi mesi. Allora noi, in attesa di collegarci con gli altri colleghi che sono nel territorio per le varie vicende, tra poco parleremo di nuovo di Fleximen, andiamo a Padova perché la terza linea del tram da Rubano a Vigonza vede la firma degli appalti con le ditte. Sono previsti, attenzione, disagi per chi viaggia in tangenziale a Padova per la posa del guardrail. Nuovo passo in avanti per la realizzazione del SIR 2, la linea di tram che collegherà Rubano a Vigonza. Sono stati firmati da APS Holding i contratti con le ditte dopo che a novembre il Consiglio di amministrazione aveva approvato l'appalto integrato e l'affidamento dei servizi di Project Management Office. Una gara da 210 milioni di euro divisa in due lotti funzionali, il lotto Ovest Rubano-Padova da 114 milioni di euro e il lotto Est Padova-Vigonza da 95 milioni di euro. Cantieri che non si fermano in tutta la città. Da oggi uno sarà aperto anche lungo la tangenziale a est all'altezza dell'uscita 13. Si tratta dei lavori di posa del guardrail nel tratto che va dal ponte su via Bellissario a quello sul cavalcavia Corso Stati Uniti. I lavori avranno una durata prevista di 12 settimane ed inizieranno sulla corsia che proviene da Padova Est e porta verso lo svincolo di Padova Sud. La viabilità della tangenziale non sarà interrotta, sarà infatti interessata solamente la corsia di marcia lenta con limitazioni nella fascia tra le 9:30 e le 16:30 dal lunedì al venerdì. Sia sulle strade che nelle nostre città, nei nostri paesi, sappiamo quanto importante è che ci siano occhi elettronici che monitorano quello che accade. Allora, nel comune di Zerobranco, nella Marca Trevigiana, è stata investita una cifra record per installare 70 telecamere. È uno dei territori di fatto più videosorvegliati della Marca e d'Italia. Ne arriveranno di nuovi nella zona di Montirona ai confini con Scorzè.
Abbiamo superato le 70 telecamere e abbiamo altre 4-5 telecamere in fieri. Si conferma il paese delle telecamere zero branco, con il sindaco Luca Durighetto che lo rivendica con orgoglio. Altre ne arriveranno a breve in una zona battuta anche recentemente dai ladri. Abbiamo avuto di recente alcuni episodi di tentativi di furto in un'altra zona, che è una di quelle dove ad oggi il sistema non è ottimizzato, e abbiamo una riunione che si terrà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima con i residenti, proprio per andare a probabilmente installare altre 2 o 3 telecamere. In che zona? È la zona del Montiron. Quindi al confine con il comune veneziano di Scorzè, zona di campagna particolarmente ampia, con ville e casolari. Attenzione però, le telecamere possono essere un deterrente, non certo la panacea ai raid. La funzione è anche un'altra. Grazie al sistema di telecamere, laddove avviene il reato o laddove c'è la situazione un po' particolare, si riesce tramite le telecamere a risalire alla ricostruzione dei fatti e quindi nella maggior parte dei casi a risalire anche proprio a chi il fatto e il reato l'ha commesso. Anche per questo si stanno studiando nuovi metodi per consentire di tagliare ulteriormente i tempi di acquisizione delle immagini nell'immediatezza dei reati. Ecco, dunque telecamere anche in strada, ma ci sono gli odiati a quanto pare Velox. Allora andiamo in diretta da Padova con Chiara Gaiani che è lì con Federico Cibotto per parlarci proprio di questo fenomeno Fleximen, su cui abbiamo anche il sondaggio e su quello che è però il tema della sicurezza stradale comunque da salvaguardare. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo davanti alla sede dell'ACI di Padova. Ringrazio anche Nicola Borotto, presidente, che sul tema è intervenuto e tra poco ci darà dei dati proprio sull'incidentalità del tratto di strada in cui Fleximen ha fatto la sua ultima azione, cioè stiamo parlando del comune di Carceri e la variante alla strada regionale 10, ma prima di sentire Nicola Borotto vi farei ascoltare il servizio che avete preparato dalla redazione di Treviso su il problema, perché ha colpito Fleximen anche in provincia di Treviso, Ariese, Pio X. Che cosa pensano dei Velox, dei Targa System, i sindaci della Marca? Sicuramente sta incarnando quello che è un disagio e un malessere che tanti automobilisti vivono quando prendono una multa e quando si trovano a recapitare a casa appunto un avviso verde, una busta verde. Dall'altra parte però bisogna anche sottolineare come queste apparecchiature tante volte siano dei deterrenti proprio per la sicurezza stradale, e quindi non si può, tra virgolette, fare di tutta un'erba un fascio. Nelle zone dove la prefettura autorizza l'utilizzo di questi dispositivi vuol dire che ci sono pericoli e ci sono sicuramente delle attenzioni da prestare. Intanto io penso che non si fa, questo in primis, e noi italiani siamo famosi per trovare l'escamotage ogni volta che c'è una regola. È vero, è fastidioso prendersi una multa perché magari superi il limite di pochissimo, però se c'è una regola dobbiamo imparare che va rispettata. Ci sono altri modi per presentare le proprie osservanze, anche ci sono dei comitati che nascono per cose anche meno importanti. Direi che questo magari da sottoporre a chi di competenza, un'analisi che sia corretta per quanto riguarda l'installazione e soprattutto la taratura di questi meccanismi, che certo dobbiamo dire sono fatti, io la vedo così, per la sicurezza delle persone. Se tutti i cittadini cominciassero a rispettare la velocità, probabilmente non se ne parlerebbe più di tanto che i comuni vuole far cassa, che i comuni devono, o i sindaci devono tutelare la salute dei cittadini e soprattutto di rallentare la velocità, che non siamo in grado di rallentarla. Laddove quei Velox sono stati messi a seguito di incidenti dove hanno perso la vita delle persone e laddove è dimostrato che le comunità non fanno cassa con quelle autovelox, ma c'è una funzione di deterrenza, io ritengo che quello non solo sia un reato, ma sia anche mancare di rispetto alle vittime della strada.
Ecco, allora abbiamo sentito come i sindaci rivendicano un problema di sicurezza legati al posizionamento di Targa System. Nicola Borotto, per noi, presidente dell'ANCI di Padova, lo ringrazio anche per essere stato qui al freddo con noi, ha fatto una piccola indagine proprio per noi legata al Velox posizionato a Carceri, che è stato abbattuto nella notte tra venerdì e sabato. Quanti incidenti ci sono sul tratto di strada complessivo, Nicola Borotto? Sul tratto di strada, buongiorno a tutti, sul tratto di strada in questione gli incidenti sono nessuno. Noi i dati che abbiamo, quelli consolidati come ACI, come Automobile Club del 2022, perché tutti sappiamo che i dati hanno bisogno di essere consolidati perché un ferito può diventare un morto o un'invalidità permanente, quindi abbiamo bisogno di verificare e quindi i dati pubblicati ACI Istat ovviamente richiedono tempo di sedimentazione. Comunque se io guardo il dato 2022 Carceri, 1470 abitanti, 1407 veicoli di proprietari residenti. Abbiamo avuto 3 incidenti all'interno del comune, 4 feriti. Non è in discussione quel tratto di strada né per il 2022 né per il 2021. Nel 2021 abbiamo avuto 2 incidenti e 2 feriti. Allora la domanda che sorge spontanea è che credo sia giunto il momento per tutte le istituzioni coinvolte in questo processo, in queste valutazioni e in queste realtà, di ascoltare anche il disagio dei cittadini, sentirlo, ascoltarlo e proporre soluzioni anche alternative, credo. Perché dove i Velox, come ha detto anche il comandante Altamura di Verona ieri, dove i Velox non hanno senso di esserci, non devono esserci. Se io penso ai 2 autovelox che ci sono nel tratto di strada antecedente a questo, cioè quello di competenza del comune di Este, che i 2 velox sono ovviamente di rimpettaio uno all'altro negli incroci di entrata e di uscita presso il comune di Este e zone limitrofi, lì hanno senso perché gli incroci sono pericolosi. Allora mi chiedo, l'ho dichiarato anche al Mattino di Padova ieri, l'altro giorno, mi chiedo se in quel tratto di strada dove non c'è un attraversamento a raso, non c'è un incrocio, non c'è un'entrata, non c'è un'uscita, se realmente serve. E questa è la domanda anche che forse si pongono tanti cittadini. Ovviamente il gesto è i carabinieri stanno indagando per danneggiamento aggravato. Il gesto è grave, tutti lo condannano, c'è però un problema, c'è una riflessione che voi come ACI intendete portare al tavolo delle istituzioni con cui vi confrontate. Sì, assolutamente sì, anche noi ovviamente condanniamo il gesto è deprecabile, non è questa la maniera di far sentire la propria voce, parlo di tutti noi cittadini. Le regole vanno rispettate e le leggi vanno rispettate, ci mancherebbe. Però credo sia giunto il momento anche di aprire un tavolo nazionale con il Ministro dei Trasporti, con l'ANCI, con le polizie locali, con le forze dell'ordine, per capire con dati alla mano, validi, conoscendo le strade, con la mappatura delle strade che tutti noi abbiamo, dove devono essere posizionate e creare quel circuito sano, realistico e vero, anche in positivo da parte dell'amministrazione centrale sull'amministrazione locale, dove possono mettere e dove non possono mettere i velox. Ovviamente tutti d'accordo che l'alta velocità e la velocità fuori regola va condannata, perché la velocità, come la distrazione, è il primo indice di incidenti mortali e feriti gravi. Però tolto questo, valutiamo realmente dove servono i velox. Insomma, educazione, non vessazione, giusto per riassumere. Sul tavolo noi vi lasciamo, concludendo insomma questa pagina, anche un'altra proposta, quella lanciata dal presidente di Federconsumatori Marco Paccagnella. Da Padova poi la linea può tornare allo studio. Ringrazio il mio ospite Nicola Borotto, presidente ACI di Padova, e anche il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Buona giornata. Questi non sono sistemi educativi, gli autovelox, e nemmeno servono comunque per la sicurezza. Ho sentito alcuni che hanno detto che salvano la vita. No, non è vero, non salvano la vita a nessuno, fanno solo ed esclusivamente cassa per i comuni, tant'è che nei bilanci preventivi dei comuni vengono comunque messi in preventivo d'incasso.
sono un sistema abbastanza vigliacco per colpire persone che magari consapevoli o inconsapevoli che stanno superando la velocità limite magari di qualche chilometro, se vedono poi arrivare a casa una contravvenzione che va spesso e volentieri a sbilanciare il budget familiare. Quello che io dico è: sicuramente vanno comunque posizionati nelle vie di veloce scorrimento, nelle autostrade dove non si può mettere una pattuglia con la paletta che li ferma e li sanziona, dopo naturalmente le verifiche antidroga, anti-alcol, e che magari non posseggano comunque strani oggetti anche in auto, e questo significa controllo del territorio. Queste macchinette proprio non servono a niente, sono macchinette mangiasoldi. E spero che ci sia un'inversione di tendenza e si rimettano le persone, gli uomini in divisa, che danno veramente sicurezza, danno anche quel giusto timore di non infrangere le leggi, e che la smettano comunque con il fare cassa. Sappiamo che gli automobilisti e i proprietari di casa sono le due categorie più facili da colpire per far cassa. Smettiamola, cambiamo comunque indirizzo e facciamo i controlli veri sul territorio. Il tema è destinato a essere dibattuto, tra l'altro velocemente chiedo in regia ad Alberto Pivetta e Francesca Pezzo se possono mostrare questa immagine che propone l'home page del Gazzettino. Siamo a Schio, ennesimo incidente, l'immagine è impressionante, esce di strada e centra il guardrail che penetra nell'auto per una decina di metri, conducente miracolato, è uscito illeso dall'abitacolo, ma davvero un incidente bruttissimo. Ricordo anche il nostro sondaggio, visto che stiamo parlando di Fleximen, e allora condividete la sua azione. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Adesso andiamo davvero in pubblicità, ci fermiamo per qualche istante ma ritorneremo tra poco. Prima edizione di Antena 3, eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati in questo lunedì 22 gennaio. Allora, ripartiamo dalla politica in attesa poi di tornare anche sugli scontri violenti di Vicenza di sabato con il corteo dei centri sociali che protestavano per la presenza del padiglione di Tel Aviv a Fiera Oro. Intanto andiamo alla politica perché a quanto pare in Lega continuano un po' le turbolenze contro l'eventuale candidatura di Vannacci alle europee. Si schiera anche l'assessore regionale Caner. Non mi piace che ci siano persone che entrano all'ultimo momento nel nostro movimento e che vengano candidate, soprattutto che non hanno quel DNA storico che noi rappresentiamo. Capisco che c'è la necessità di ricercare voti, ma insomma abbiamo dei rappresentanti sul territorio che secondo me sono in grado di portare consenso senza dover per forza andare in cerca di altre persone che entrano all'ultimo momento nel nostro movimento e che poi magari sono i primi ad andarsene. Vannacci out, verrebbe da dire, parafrasando un termine in voga tra i tifosi di calcio. E così, dopo Gianantonio Darè, anche Federico Canera allarga la fronda dei contrari nel Carroccio a una candidatura alle europee per il generale che tanto piace a Salvini. Ma non è una sorpresa, visto che i mal di pancia nella Lega li ha più volte sollevati proprio l'assessore trevigiano, uno della triade che negli ultimi mesi è stato accostato sempre di più a Forza Italia. Rientrato all'ovile, almeno apparentemente, Giampaolo Bottaccin e un po' in disparte Roberto Marcato, in molti pensano che sia proprio Caner il più vicino al salto. Io sto aspettando con ansia che si portino a casa risultati importanti come quello dell'autonomia, che sia un'autonomia vera, consolidata e che porti anche risorse al nostro territorio, perché io credo che la Lega debba tornare ad essere quello che era. Se la Lega torna ad essere quello che è, penso che tante polemiche che vediamo in questi giorni su andi rivieni di assessori, consiglieri o anche di tanti militanti che si stanno stancando anche di questo cambio di linea politica verrà, diciamo così, rimarginato. Altrimenti è ovvio che ognuno prende le proprie, fa le proprie considerazioni, prende le proprie scelte. Ma dalla segreteria provinciale c'è la sicurezza quasi assoluta che questo non accadrà.
ci sta dando una mano in alcuni comuni che vanno al voto, è coinvolto nell'attività della segreteria provinciale come responsabile elettorale su alcuni comuni, quindi mi sento proprio di escludere con assoluta tranquillità questa ipotesi. Con un messaggio chiaro al diretto interessato. Caner è della Lega, ha fatto un'esperienza politica grazie alla Lega come tutti noi che abbiamo ruoli istituzionali, e che come me anche lui non se ne andrà mai dalla Lega, perché se dovessimo non avere più i ruoli, io ci ho parlato molte volte, non avessimo più avere ruoli, andremo ad attaccare manifesti come si faceva una volta, perché questa è la nostra casa e quella che ci ha permesso di fare il percorso che abbiamo fatto. Eppure Flavio Tosi negli ultimi mesi ha più volte fatto intendere che nel 2024 in Veneto ci sarà un assessore regionale di Forza Italia, per cui però da interpretare in modo diverso. Questo magari può voler dire che magari avendo qualche consigliere regionale, magari può chiedere al presidente di regione di avere uno spazio in giunta. Io la interpreto più così che non il fatto che un assessore della Lega passi in Forza Italia, perché non è detto che resti assessore. Abbiamo sentito accennare dunque all'autonomia, ha fatto il punto su questo, ma anche su quella che è l'attività della Lega tanto discussa in Veneto, il segretario Alberto Stefani ai microfoni dei nostri colleghi di Padova sabato. Scuola di politica e uno sguardo al futuro. La Lega chiama a raccolta i suoi militanti con Veneto domani, come si chiama la scuola di formazione politica, e spiega quali saranno i vantaggi e qual è la strada verso l'autonomia, che martedì prossimo avrà un'accelerazione con la discussione in Parlamento del disegno di legge, il voto finale al Senato, poi il passaggio alla Camera dove concluderà il suo percorso. Il PD darà battaglia, ma siamo abituati a questo, siamo consapevoli che l'autonomia sarà una grande rivoluzione per il Veneto, ma anche per tutte le regioni che l'hanno chiesta. Quindi partirà un tour in 200 comuni veneti per spiegare le ripercussioni sul territorio dell'autonomia, dall'istruzione alla sanità, dal turismo all'imprenditoria. Intanto Stefani ribadisce che non corrisponde ai numeri la presunta fuga di leghisti verso Forza Italia. Dalla Lega c'è stato un solo militante che dalla Lega è andato in Forza Italia e non ha tra l'altro ruoli istituzionali. Quindi personalmente credo che su questo tema sia stata fatta molta speculazione, ma che i fatti e i numeri dimostrino ben altro. La Lega oggi tra l'altro presenterà un nuovo sindaco, siamo già a 5 nuovi sindaci dall'inizio del 2004, 49 amministratori. Infine, detto che la Lega insisterà per ottenere il terzo mandato per i presidenti di regione, difende la scelta di far votare in Consiglio regionale il fine vita. Abbiamo scelto la strada della libertà di coscienza, soprattutto su un tema etico. Se avessimo voluto farne una questione politica avremmo dato una chiara indicazione politica, così come abbiamo sempre fatto, e il risultato sarebbe stato completamente diverso. Anzi, io ringrazio il Presidente Zaia perché ha permesso una discussione libera e democratica su un tema fondamentale. Siamo stati la prima regione a farlo e quindi credo che questo sia un risultato importante. Andiamo adesso in diretta da Vicenza, come vi annunciavo ci sono aggiornamenti dopo gli scontri avvenuti in città per contenere il corteo dei centri sociali contro la presenza di Israele nel padiglione della Fiera Oro. Vedo collegato in diretta il nostro Carlo Alberto Inghilleri, buongiorno Carlo Alberto, con un ospite. A te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, in questo momento ci troviamo nella centralissima piazza del Castello qui a Vicenza e sono in compagnia di Corrado Cortese, coordinatore veneto di Più Europa. Buongiorno. Ci troviamo qui per un motivo molto semplice. In vista del 27 gennaio, quando sarà la giornata della memoria, viene organizzato un evento Uniti contro l'antisemitismo. Si terrà giovedì 25 gennaio alle 18 in via Cavour, in Contracavour a Vicenza, e a organizzarla è proprio Più Europa, un evento che in questo momento lascia riflettere, visto che si unisce, si collega direttamente anche con quello che sta accadendo. C'è una recrudescenza di aggressioni legate all'antisemitismo. Certo, è un evento programmato ben prima, ha il patrocinio della comunità ebraica di Verona e il patrocinio della comunità ebraica di Padova, con autorità religiose e laiche. Noi pensiamo che sui dati che ci ha fornito l'osservatorio sull'antisemitismo del dottor Pegoraro, nominato dal governo, quindi è autorità terza,
gli episodi di antisemitismo sono aumentati del 300%, 98 sono gli episodi di antisemitismo avvenuti dal 7 ottobre fino al 30 dicembre in Italia. Hanno coinvolto tutte le regioni, anche la nostra, sono stati attaccati o vandalizzati persone pubbliche, personalità private, solo e unicamente perché appartenevano alla comunità o alla religione ebraica. Noi pensiamo che l'antisemitismo è una cosa importante, non dimenticare quanto possa essere sia visibile che non visibile. Certo, c'è da dire che qui a Vicenza, l'abbiamo raccontato in diretta, ci sono stati dei disordini alla Fiera dell'Oro. Era preso di mira, l'obiettivo era il padiglione israeliano dei diamanti. Ricordo tra l'altro che Israele è uno dei leader mondiali per quanto riguarda il commercio dei diamanti. Ebbene, una manifestazione, quella dei centri sociali del nord-est, che purtroppo è finita con degli scontri con la polizia, scontri che tra l'altro noi di Media Nord-Est abbiamo documentato in diretta, e su questo vorrei anche ringraziare sia la giornalista Luisa Bertini che il cameraman Andrea Benetti, che erano lì in una situazione tra l'altro molto rischiosa, per mostrare in tempo reale ai nostri telespettatori cosa stava accadendo. È semplice, lo ricordiamo, 700 attivisti dei centri sociali sono entrati in collisione con la polizia perché hanno cercato di sfondare il cordone della polizia, delle forze dell'ordine. C'erano delle precise prescrizioni, la manifestazione era stata autorizzata però con dei limiti. Ebbene, alcuni attivisti hanno indossato il casco, si sono travisati e poi, armati di bastoni, hanno tagliato il lucchetto di un cancello e sono entrati in lotta, proprio in aperta lotta con le forze dell'ordine. Ci sono stati 5 attivisti che sono stati identificati, di cui 2 sono veneti, 1 vicentino, l'altro trevigiano, 3 uomini e 2 donne, e poi 10 agenti che sono stati feriti, tra l'altro 1 è della Digos di Venezia, 9 sono invece del reparto della questura di Padova. Ebbene, 2 di questi sono in una situazione non gravissima, però sicuramente hanno riportato dei danni più seri, uno delle ustioni, l'altro invece ha una lieve frattura al rachide cervicale. Ebbene, c'è da dire che questi disordini sicuramente porteranno a delle considerazioni. Non soltanto le indagini sono aperte per arrivare poi a delle denunce, ma portano anche a delle considerazioni politiche. Però proprio oggi il questore di Vicenza, Dario Sallustio, ci ha aggiornato sulla situazione delle indagini, e allora sentiamo proprio dalla sua viva voce quali sono le ultime novità. Intanto c'è da dire che il dispositivo ha funzionato perfettamente, era stato pianificato con molta attenzione ed è stato eseguito con grande professionalità, e a questo proposito mi consenta di fare un plauso a coloro i quali, funzionari e personale, hanno portato avanti l'operazione. È stato svolto con grandissima professionalità e competenza. Certo, il rammarico, e lì va tutta la mia vicinanza al personale che ha riportato delle ferite durante gli scontri, appunto il rammarico è per questi 10 appartenenti, 9 al reparto mobile di Padova e 1 appartenente alla Digos di Venezia, che hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie, e 2 hanno riportato anche delle lesioni non così lievi. In particolare uno di loro ha riportato delle ustioni, anche se superficiali, e un altro appartenente sempre al reparto mobile di Padova invece gli è stata diagnosticata una frattura di una vertebra del rachide cervicale, che chiaramente comporterà un periodo di riposo abbastanza lungo. Al di là di questo, credo che, come giustamente ha sottolineato il Ministro dell'Interno, abbiamo evitato guai peggiori. Per cui l'operazione nel suo complesso non può che riscuotere il mio, ma penso il plauso di tutti.
C'è un'attività adesso che già da sabato sera si è aperta ed è l'attività info-investigativa, è un'attività complessa, è un'attività che dovrà esaminare una serie di immagini e di video di cui siamo già in possesso, chiaramente per risaltare eventuali posizioni degne poi di un vaglio dell'autorità giudiziaria. Avete sentito le parole del questore di Vicenza, Dario Sallustio. L'attività investigativa in questo momento è ancora aperta, porterà sicuramente a delle denunce. Anche le riflessioni politiche sono aperte, sono molto accese. Certo, in vista del giorno della memoria c'è da riflettere anche sulle parole di Primo Levi, che disse: attenzione, perché quello che è successo può ricapitare in un'altra forma, partendo da delle premesse diverse, però attenzione perché gli esiti possono essere sempre gli stessi: una caccia all'uomo, una caccia soprattutto a chi è ebreo o solo perché appunto appartiene alla comunità israeliana. Quindi c'è il pericolo che quello che è accaduto possa ricapitare in forme diverse e per motivi diversi. Ed è per questo che facciamo questa manifestazione, evento, assolutamente che sarà un evento di pace, di musica, aperto a tutti, anche assolutamente a chi crede e vuole giustamente che la Palestina sia libera, però è fondamentale non dimenticare che quello che è accaduto può riaccadere. Ritorno a dire quanto importante è, ed è evidenziato dall'osservatorio, quanto importante è sottolineare il fatto che l'antisemitismo può essere visibile, ma molto spesso può essere invisibile. Quello che può capitare a un'altra comunità può capitare a noi domani, e il fatto che succeda in Italia e in Europa lo vediamo sotto i nostri occhi. Ecco, bene, io ringrazio Corrado Cortese, direi che da Vicenza, se non avete altre domande da studio, è tutto. Stasera nei nostri telegiornali ovviamente vi aggiorneremo con tutte le novità, anche per quanto riguarda le indagini dopo gli scontri che sono accaduti sabato scorso in prossimità della fiera di Vicenza. Grazie. Da qui è tutto, se non avete domande restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo Alberto Inghilleri, grazie ai colleghi di Vicenza, l'ospite naturalmente per la disponibilità. Allora noi tra poco andremo in diretta da Treviso, perché se c'è qualcosa che davvero unisce è lo sport, e allora sentiremo di quali manifestazioni importanti si parla. Allora vedo tra pochissimo ci collegheremo con la nostra Francesca Bozza. Intanto vi leggo una notizia di cronaca da poco uscita. La Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito 7 provvedimenti di confisca beni per un importo complessivo di 2.100.000 euro in seguito alla condanna definitiva di altrettante persone per reati tributari. In tutto si tratta di 4 fabbricati, 5 veicoli, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie. Gli immobili confiscati sono una villa e 3 abitazioni residenziali, tutte nella Marca. Tra le autovetture spiccano una BMW e una Nissan di recente immatricolazione. I reati passati in giudicato sono in 2 casi l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totale di 800.000 euro, 3 condanne per omessa dichiarazione dei redditi per 387.000 euro, la dichiarazione fraudolenta di costi fittizi per imposte dirette e IVA per 387.000, insomma davvero dei begli importi, con gli imputati che erano amministratori di imprese attive nei settori delle opere stradali, ingegneria informatica, lavorazione di prodotti tessili e altri settori, altri ambiti ancora. Allora no, aspettiamo a collegarci con Francesca, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorneremo tra poco. Allora andiamo subito a Cassugana con Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto, perché parlavamo di sport, cioè il grande rugby che torna a Monigo con l'Under 20. Francesca, a te. Buongiorno Line, buongiorno ai telespettatori, buongiorno al Presidente Zatta, buongiorno al Sindaco Mario Conte. È presentata questo grande ritorno del grande rugby a Treviso, alla Ghirada della Benetton, a Monigo, per insomma il 6 Nazioni Under 20, ufficializzata la rosa di giocatori e anche il nome del capitano. Iniziamo se me lo permette, dal padrone di casa, dal Sindaco Conte. Insomma, una grande soddisfazione. Il grande rugby che torna nella Marca trevigiana. Sì, diciamo che siamo diventati la casa della nazionale Under 20 per merito della squadra, ma anche per merito
di un pubblico che sa sempre essere caloroso, ma soprattutto per merito di una società che è il Benetton Rugby, che è un'eccellenza a livello europeo, a livello internazionale, che garantisce le strutture a partire dalla Ghirada e insieme al comune lo stadio di Monigo per ospitare questo tipo di manifestazione che vede scendere in campo i campioni under 20, che quindi saranno poi quei giocatori che faranno sognare le squadre di club e la nazionale maggiore nei prossimi anni. Quindi ospitiamo i campioni del futuro, però ha anche un grande messaggio da un punto di vista sociale, perché dimostriamo come ragazzi di 18, 19, 20 anni, attraverso l'impegno e il sacrificio che ci mettono in questo caso nel rugby, riescono a ottenere dei percorsi di vita sportivi e sociali importanti. Li ha definiti influencer i giocatori? Sì, perché troppe volte si parla dei giovani in chiave negativa. Mi piace immaginare che questi atleti che entreranno in campo poi diventino degli influencer per i loro coetanei, per far spiegare loro che attraverso l'impegno e il sacrificio si possono ottenere delle cose straordinarie nella propria vita, come per esempio giocare il 6 Nazioni proprio a Treviso. Presidente Benino Zatta, presidente del Benetton Rugby, insomma una soddisfazione, una collaborazione tra Benetton Rugby e la nazionale che va avanti, anche perché insomma avete detto noi cerchiamo tra questi giocatori i nostri giocatori del futuro. Sì, ormai è una sinergia che va avanti da qualche anno e abbiamo capito che questa comunione, questi nostri progetti vanno per la maggiore, hanno avuto dei risultati importanti negli anni precedenti e quindi bisogna insistere e continuare su questa strada. È un momento importante per questo movimento, un momento importante per la città, perché una manifestazione come questa del 6 Nazioni è una manifestazione ambita. Noi siamo orgogliosi di poterla avere a Treviso e appunto assieme all'amministrazione comunale proponiamoci di essere all'altezza di tutta questa realtà. Insomma, il rugby, anche grazie ai successi che sta raccogliendo il Benetton, punta ad essere, se non lo sport probabilmente più importante per Treviso in questo momento. In questo momento e non solo da questo momento, già da qualche anno che Treviso si sta proponendo sempre più importante a livello europeo. È una realtà che sta, come ho detto prima, maturando un po' alla volta, si sta consolidando, gli obiettivi sono importanti, bisogna avere fiducia su questa squadra, cercheremo di raggiungerli nel più breve tempo possibile, però facendo un passo alla volta. 2 febbraio, 8 marzo, le due date che porteranno la nazionale italiana Under 20 allo stadio di Monigo. L'appello è quello dei trevigiani di esserci per sostenere i giocatori. Sì, è vero che la faranno vedere anche in TV su Sky, ma è altrettanto vero che le emozioni di una partita di rugby dal vivo a Treviso, che è uno stadio tra l'altro accogliente, dove i campioni li si vede proprio da vicino, è un'esperienza da vivere. Quindi invito i trevigiani a mantenere alta la tradizione del loro affetto nei confronti di questi campioni, anche perché abbiamo sempre portato bene negli anni precedenti e quindi continuiamo questa tradizione di sostegno, e che nel rugby tra l'altro è un elemento molto importante, sostenere i compagni di squadra come se fossimo tutti dei giocatori della nazionale. Grazie al sindaco di Treviso Mario Conte, grazie al presidente del Benetton Rugby Zatta. A te la linea, Lina. Grazie ai tuoi ospiti, un bellissimo evento anche in questo caso. Adesso parliamo di un altro appuntamento che riguarda anche Antenna 3, perché manderemo in diretta sabato sera, giorno della memoria, lo spettacolo teatrale che si svolgerà al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Di fatto scritto, pensato, ideato da Claudio Provedel. Buongiorno Claudio. Buongiorno. E ben trovato. Grazie. Allora, autore, regista di questo spettacolo che si intitola Baracca 18, direttore del coro Ana di Oderzo alpino, lo vediamo naturalmente sì, dal cappello, perché questo spettacolo è stato pensato per unire in qualche modo due date e due ricordi, quindi una lettura del giorno della memoria un po' particolare, che arriva poi in un anno complesso per la lettura di questi avvenimenti. Stavamo dicendo, mentre Francesca era in collegamento e parlavamo tra di noi, ahimè c'è la guerra
in entrambe queste Certo. circostanze che voi, legata a entrambe le circostanze che si ricorderanno, quindi il 26 di gennaio il sacrificio di chi combatté tra le nevi russe a Nikolaevka e poi naturalmente il giorno della memoria dedicato ai campi di concentramento. Certo, è stato proprio questo che abbiamo voluto e vogliamo onorare e ricordare questi fatti storici. La legge 211 del 2000 ha istituito la giornata della memoria per ricordare l'Olocausto e la legge 44 del 2022 ha istituito la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini. Ecco, allora noi come Coro Ana di Oderzo, appartenente all'Associazione Nazionale Alpini della sezione di Treviso, abbiamo voluto creare questo evento, questo spettacolo, questo recital reading teatrale per cercare di fare memoria di questi avvenimenti qua. Fare memoria chiaramente soprattutto per le nuove generazioni, per cosa è stata la storia, sperando che non succedano più queste cose, anche se purtroppo vediamo che la realtà è ben diversa. Però ci siamo sentiti proprio in dovere, quasi in dovere, e sensibili, ripeto, a questi temi, e abbiamo creato questo, dicevo, spettacolo teatrale. I testi li abbiamo presi dal libro Diario clandestino di Giovannino Guareschi, che è stato internato dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 nei campi di concentramento, prima polacchi e poi tedeschi, e ha scritto questo diario non con lo scopo di raccontare le mere vicende che succedevano nei campi di concentramento, ma con delle storie chiaramente legate al tema della prigionia e dell'internamento, che potessero alleviare in qualche maniera la sofferenza degli internati nei campi di concentramento. Sappiamo che Giovannino Guareschi ha sempre anche una vena satirica, umoristica in quello che scrive, e ci sono dei racconti che sono anche relativamente divertenti per il tema trattato. Lui ha delle frasi particolari, come ad esempio quella frase lema che dice "non muoio neanche se mi ammazzano", e chiaramente raccontava da baracca a baracca, ecco perché il nome Baracca 18, che era una delle baracche dove lui fu rinchiuso, e andava a raccontare queste storie agli internati per cercare di dare anche speranza, dare loro speranza. Abbinato a questi racconti dal diario clandestino di Giovannino Guareschi ci sono i canti del Coro Ana, i canti ricordano della vicenda della ritirata di Russia, della battaglia di Nikolaevka. Abbiamo dei canti come ad esempio KZ di Marco Maiero, che è l'acronimo di campo di concentramento in tedesco, e come ad esempio le voci di Nikolaevka di Beppi De Marzi, che ricordano appunto queste due giornate del 26 gennaio e del 27 gennaio, giornata, come dicevo, nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, 26 gennaio, e 27 gennaio, giorno della memoria. Ecco, non era facile quest'anno, magari con quello che accade, no? Non so se la cronaca, abbiamo parlato da pochissimo degli scontri che ci sono stati a Vicenza, le contestazioni, insomma. Già qualche mese fa si intravedeva che quest'anno questo genere di celebrazioni, certo. Invece è interessante naturalmente come lo si è voluto declinare, perché poi sappiamo che i campi di prigionia sono stati sventuratamente molti, di molte tipologie, non solo quelli che hanno coinvolto naturalmente il popolo ebraico nell'Olocausto, ma trovo interessante anche il fatto che ci sia stata questa comunanza di intenti tra la nostra emittente, il nostro gruppo e voi per raccontare anche un evento che accade nel territorio, no? Siamo abituati magari a parlare di questi temi un po' a livello generale, nazionale, certo. Invece quello che accade nel territorio è, diciamo, manifestazione del sentimento che c'è anche qui di questa memoria che si vuole coltivare, e gli alpini ne sono custodi da sempre, no? Certo, difatti
anche questa possibilità e ringraziamo Antenna 3 per trasmettere in diretta questo spettacolo che faremo, quindi il sabato sera alle 21, perché c'è stata proprio questa sinergia per rendere fruibile anche non solo alle persone che verranno al teatro di persona, ma anche a tutti i telespettatori. E mi piace ricordare cosa ha detto il Presidente della Repubblica su questo tema, perché certe volte il fare dello spettacolo, spettacolarizzare certi temi può sembrare un po' strano, ma il Presidente della Repubblica ha detto che l'arte è una forma di alta comunicazione che ci emoziona e ci aiuta a comprendere la profondità di fatti complessi e tragici per i quali le semplici parole non sempre sono sufficienti. Ecco, difatti noi partendo proprio da questo e in abbinamento con Antenna 3 che trasmetterà in diretta, abbiamo proprio pensato di fare questo spettacolo dove avremo Silvio Pasqualetto come attore principale, avremo la fisarmonica di Davide Casagrande, avremo anche una particolarità che sono state create proprio per questo evento e saranno appunto trasmesse televisivamente, ma chiaramente anche per il pubblico in sala, delle foto, delle immagini create da un software di intelligenza artificiale fatte dal fotografo Alessandro Ghezzer di Bedollo in provincia di Trento, proprio per questo spettacolo, anche per dare emozione, per cercare di essere coinvolti emotivamente il più possibile su questo tema che è purtroppo, come si diceva, è ricordare la storia, fare memoria, ma purtroppo è anche di attualità, di tragica attualità. Ma ricordare quello che è stato aiuta anche a comprendere quello che c'è adesso e anche a ricordare una grande verità della storia, che la verità sta nel mezzo, per banalizzare con un proverbio, ma ci sono le ragioni degli uni, le ragioni degli altri, i torti degli uni, i torti degli altri, e bisogna anche entrare un po' appunto in empatia col sentimento di quelle che sono state le cose vissute. Ci fermiamo un attimo, Claudio, perché penso sia collegato in diretta da Conegliano il nostro Lucio Zanato, pronto con i suoi ospiti, perché Lucio ha seguito oggi una delle tappe venete del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che è qui per affrontare diversi temi, naturalmente in tema di ambiente, ma di transizione ecologica. Lucio, buongiorno. Buongiorno, in effetti pensi bene, siamo in diretta da Conegliano, come vedi dietro di noi è finita la cerimonia per il taglio del nastro della bacheca del riuso di Savno per quanto riguarda la possibilità di riciclare il materiale senza farlo diventare rifiuto e quindi andare direttamente o allo smontaggio o addirittura in discarica, però io vorrei affrontare un tema politico, perché poi abbiamo Flavio Tosi che deve andare via da un'altra parte e non è facile averlo, perché ad esempio sabato all'elezione provinciale di Fabio Chiesa come coordinatore provinciale purtroppo lui era a Verona e a Padova, quindi sono Vigo, Padova e Verona, erano tutti alla mattina, era impossibile farne 4. Ecco, allora giusto per fare prima faccio una pagina politica veloce. Allora, giusto per fare un po' la situazione, Forza Italia come va rispetto anche agli alleati e in vista del 2025? Beh, Forza Italia va bene, abbiamo fatto dei bei congressi molto partecipati, moltissimi iscritti, dei congressi veri con dei contenuti. E cambieranno gli equilibri di forza, perché noi adesso in regione abbiamo 3 consiglieri e alle ultime elezioni del 2020 raccogliamo il 3%, poco più. Alle ultime politiche un anno e mezzo fa abbiamo fatto quasi il 7%, con questo trend alle prossime europee, quindi fra 5 mesi, dovremo andare intorno al 10%. Detto questo, la domanda è d'obbligo, 2025 Regione Veneto, terzo mandato? Allora, da un punto di vista personale, io da sindaco di Verona, dopo 2 mandati, feci la battaglia per avere il terzo mandato. Poi però ci sono le scelte strategiche dei partiti. Allora, in Veneto nel 2025, che il candidato sia di Forza Italia, della Lega o di Fratelli d'Italia, purché persona competente, e in Veneto ne abbiamo tante, in Veneto centrodestra vince e centrosinistra non tocca palla, perché è la storia del Veneto. Voti però anche in Puglia, in Campania, in Emilia Romagna, in Toscana, dove sono grandi regioni governate da centrosinistra,
E siccome quelle sì sono contendibili, perché in Emilia Romagna puoi provare a vincere, in Toscana quasi tutti i capoluoghi sono governati da centrodestra, puoi provare a vincere, la Puglia è stata governata da centrodestra nel passato, lo stesso la Campania. Per renderle contendibili sarebbe buona cosa che non ci fossero governatori uscenti, quindi è una scelta che deve fare strategicamente il centrodestra per rendere, che non fai nulla, non modifichi lo status quo e rendi contendibili quelle regioni dove possiamo andare a vincere. Terza battuta, commento invece su quello che è successo a Palazzo Ferrofini la settimana scorsa con la votazione e quello che qualcuno dice è stata una sorta quasi di suicidio politico di Luca Zaia. Beh, diciamo che storicamente, da che si ricordi, è la prima sconfitta di Luca Zaia, non gli è mai successo. Ha spaccato il centrodestra, ha spaccato la Lega, perché si è ritrovato a votare lui meno di metà della Lega, perché giustamente Salvini ha dato un'indicazione per il no e il braccio di ferro l'ha vinto Salvini. Dicevo, meno di metà della Lega, la sinistra e i 5 Stelle, quindi insomma non è stata una gran votazione dal punto di vista politico, anche perché è diventata una specie di lotteria sull'eutanasia e insomma elettoralmente non va bene. E neanche... Perché lotteria? Perché? Perché fare 25-25 un astenuto dà la misura del risultato finale e su un tema così delicato, così complesso non è stata una bella scelta. E poi ha sbagliato sui contenuti perché quella è una competenza nazionale. L'organizzazione sociosanitaria fa capo alle regioni, le leggi di cornice fanno capo allo Stato centrale, ma anche perché come fa il quadro dipinto da Zaia sarebbe stato che il Veneto dice io ti garantisco il fine vita in 2 mesi, l'Emilia Romagna dice 1 mese, la Campania dice 3. Quindi tu avresti i disperati, malati terminali che soffrono tantissimo e li fai spostare per centinaia di chilometri per avere il fine vita. È chiaro che deve essere lo Stato a legiferare su questo. Gli sono stati dati dei pareri alla Regione, a Luca Zaia, che dicevano compete allo Stato e lui ha voluto forzare la mano. A proposito di movimento, lei adesso dove va? Beh, adesso devo andare in altre province del Veneto e poi termino la sera a Padova. Grazie, lo lasciamo andare Fabio Tosi, invece prendiamo subito il sindaco Fabio Chies perché poi per ultimo ci teniamo invece Giampaolo Vallardi. Sindaco, allora, grande soddisfazione l'idea di poter vedere primo in Veneto, oltre che in provincia di Treviso e credo tra i primi in Italia, questa bacheca del riuso. Ma assolutamente sì, ringraziamo CIT, Savno e in particolar modo il direttore Vallardi perché essere riusciti oggi a fare la prima bacheca di riuso in Veneto è sicuramente un progetto pilota anche a livello nazionale, è veramente un grande orgoglio per noi, ma anche la testimonianza di un territorio dove non si fa solo riuso ma si fa anche tanta solidarietà. Qui si parla di azioni sociali, della possibilità di venire incontro a chi ha di meno, dandogli un prodotto non solo fonte di riuso ma anche rimesso a posto dai nostri ragazzi, perché è un grande lavoro anche delle scuole e anche un grande lavoro artistico di parte di alcune associazioni che rendono queste cose ancora più belle, per cui veramente complimenti a tutti. Ecco, lo lasciamo andare anche il sindaco perché so che il tempo sta, vedete, sempre grandi applausi. Allora, prima di parlare con il direttore Vallardi che teniamo giù dulcis in fondo, andiamo a sentire invece cosa ha detto il ministro Pichetto Frattini sul suo arrivo qui, dove appunto ha inaugurato questa bacheca del riuso, ma ha parlato non solo del riuso per quanto riguarda il Veneto e per quanto riguarda la provincia di Treviso, ma ha parlato anche di Trivelle. Sentiamolo e poi lo commentiamo con il direttore Vallardi. Il Veneto è una delle regioni più avanzate, quindi sia nel riciclo che nel riuso. La sfida nazionale è su modelli, partendo dai modelli come quello veneto, come quello lombardo, anche come quello del nord Italia, è quello di diffonderlo a livello nazionale prima di tutto e poi trovare anche l'equilibrio rispetto alle direttive europee o ai regolamenti a seconda dello strumento tra riciclo e riuso. Perché noi abbiamo anche un'economia molto particolare sviluppata sul fronte agricolo e quindi sul food come ultima catena di produzione e pertanto alcune valutazioni di riuso non sono compatibili probabilmente anche con il tipo del prodotto e che quindi è anche con questo punto la salubrità. Si tratta di trovare, è una sfida che ha lo Stato, che hanno le regioni e i vari consorzi a livello locale, ma è una sfida delle imprese. Trivellazione in Adriatico, il Veneto è un po' preoccupato, come siamo messi per quanto riguarda le autorizzazioni? Ma per quanto riguarda le autorizzazioni in questo momento non c'è nulla di particolare, nulla da dire, la valutazione da fare è quella là dove ambientalmente ci sono tutte le garanzie si può stare
oltre il numero di 9 o sotto il numero di 12, a seconda come lo voglio mettere. Però il Polesine ha paura di scendere ulteriormente, sono 7 metri sotto il livello del mare. Certamente devono esserci tutte le garanzie e non deve esserci una condizione di subsidenza. E il ministro l'abbiamo accalappiato proprio in diretta, perché lui tra qualche secondo deve partire, deve andare a Venezia. Però due battute veloci. La prima, da piemontese, come è stato lo spiedo qui presentato? Avete spazi di miglioramento, ma naturalmente io sono campanilista come voi e di conseguenza dico sempre che casa mia è meglio. E seconda cosa, lo faremo vedere stasera, si è messo anche lei a riparare delle cose, a riutilizzare delle cose, a fare in modo che queste cose vengano riutilizzate. Com'è stata l'esperienza di rimettere a posto la stufetta elettrica? Allora, devo dire che lì il verbo applicato era che chi non sa insegna, no? E io ero dalla parte di quelli che insegnavano perché non ci riuscivo. Grazie al ministro Pichetto Fratin, lo lasciamo andare. E per ultimo invece ci teniamo il nostro direttore Giampaolo Vallardi. Allora, direttore, abbiamo sentito grande esperienza per quanto riguarda il riuso, ma allora adesso ai cittadini cosa dire quando arrivano nei centri Savno e hanno qualcosa che può essere riutilizzato? Mi viene in mente, qualche tempo fa sono passato e ho visto una bicicletta da bambino praticamente nuova buttata nel container. Come fare per evitare che questo accada? Beh, molto semplice, adesso abbiamo la possibilità di poterlo riusare. L'idea nasce dal fatto che tanto materiale ancora buono lo trovavamo all'interno dei nostri ecocentri e dovevamo buttarlo via, e ci costa buttarlo via. Quindi io ai cittadini chiedo semplicemente una mano nel segnalarci quando il materiale che portano alle io arrivo al centro, al CERD, cosa devo fare? Ma semplicemente ci sono gli appositi spazi dedicati, lo consegni all'operatore e gli dici: questo materiale è ancora buono, lo puoi riutilizzare. Ecco, una volta che voi lo prendete in carico, poi che giro fa? Cioè, se io invece ho bisogno di una cosa devo fare? Ma se è già a posto va direttamente in magazzino, se non è a posto abbiamo i ragazzi dei vari istituti scolastici che ci danno una mano, alcune associazioni di volontariato che ci danno una mano a riparare. Va a finire in un catalogo virtuale nel sito della Savno. Se tu ne hai bisogno vai nel sito della Savno, ti vedi tutte le foto del materiale catalogato, se c'è qualcosa di buono clicchi, ti prenoti e poi vai a prenderlo nel nostro magazzino Savno. E quanto si paga? Ma assolutamente nulla, si fa un'offerta e credo che sia una buona cosa fare una piccola simbolica offerta che poi va in beneficenza alle varie associazioni del territorio. Grazie, il resto lo raccontiamo questa sera. A te Lina. Grazie Lucio, bravissimo, abbiamo avuto molti ospiti, anche il ministro. Allora Claudio Provedel, per concludere ricordiamo l'appuntamento di sabato e avremo modo di parlarne naturalmente anche durante la settimana. Certo, allora sabato 27 gennaio alle ore 21 in diretta nell'emittente appunto Antenna 3 e al Teatro da Ponte, Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto avremo questo spettacolo per onorare il passato e per fare memoria degli avvenimenti del Novecento che sono successi al Teatro Lorenzo da Ponte e vi aspettiamo tutti quanti numerosi sia in televisione sia in persona al Teatro a Vittorio Veneto. Benissimo, grazie a Claudio Provedel che è autore e anima di questo spettacolo Baracca 18. Noi stiamo concludendo, allora io vi ricordo tra poco le previsioni del tempo, vi ricordo questa sera naturalmente l'appuntamento con Ring, la prima serata di Antenna 3 dedicata alla politica. Ospiti del nostro Ferdinando Avarino saranno Gianangelo Boff della Lega, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Jonathan Montanariello del PD, Pietrangelo Pettenò di Sinistra Veneta. Parleremo di Fleximan, il giustiziere degli autovelox, con Andrea Rossi del Comitato Autovelox di Cadoneghe, Marco Paccagnella di Feder Contribuenti e Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Fleximan, che è anche, lo vedete in sovraimpressione, il tema del nostro sondaggio di questa sera. Condividete o meno la sua azione? Come sempre telefonate ai numeri che vedete in sovraimpressione. Per concludere vi ricordo che subito dopo le previsioni del tempo ci sarà come sempre il cinema. Vi proporremo oggi Il Capitano di Castiglia con Tyrone Power. È tutto, io ringrazio Alberto Pivetta e Francesca Pezzo in regia e a voi come sempre un buon pomeriggio. Arrivederci.
Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo ancora stabile e un clima freddo. Il dettaglio di lunedì 22 gennaio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Avremo maggiori addensamenti con il passare delle ore, ma sempre senza piogge. Temperature stazionarie, le minime saranno ancora ampiamente sotto zero, le massime sui 5-6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino cielo sarà sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio via via più coperto. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Si prevede un cielo variabilmente nuvoloso ma con ampi tratti soleggiati. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.